Daydreamer, anticipazione episodio 146. Jeanne e Sanem, un amore cancellato. Jeanne va a pranzo con Aja e Sanem. La nuova conoscenza e Jeanne hanno molti interessi in comune e parlano dei diversi paesi in cui sono stati. Sanem li invita a concentrarsi sul lavoro, ma Jeanne non vuole parlare d'affari e chiede a Aja dove è stata, così i due parlano del Messico. A casa di Dean intanto JJ sta per andarsene, raccoglie le sue cose e lascia del cibo pronto per la colazione, preparato con il tofu appositamente per niente. Mekhibe si accorge che sta per andarsene e lo saluta calorosamente. Sanem racconta ad Aja che lei e il suo ragazzo stavano per andare a fare il giro del mondo. Aja le chiede se l'abbia lasciata, ma Sanem risponde che lui ha perso la memoria. In seguito Sanem, un po' su di giri per le attenzioni riservate da Aja a Jeanne e viceversa, va in bagno e parla con la sua voce interiore. Quest'ultima le dice che è palese che Jeanne non senta più nulla per lei nel suo cuore. Sanem risponde alla sua voce e dice ad alta voce che Jeanne è entrato una volta nel suo cuore e lo farà di nuovo perché il suo cuore è casa sua. E poi torna di nuovo al tavolo. Aziz, che se ne sta andando di nuovo all'estero, va in compagnia a salutare i figli perché, anche se ha ritrovato il suo grande amore, Mehriban si sta trasformando in una seconda Yuma. Poi ricorda a Jeanne ciò che gli ha detto su Sanem, non deve farsela scappare e si raccomanda con Emirè di non far arrabbiare Leila. Infine augura a entrambi di stare bene. Dopo Aziz si incontra con Mehriban, la ringrazia del tempo felice trascorso insieme e lei gli chiede se ci abbia pensato bene perché lui l'ha resa davvero felice. Ma Aziz è risoluto, i contrasti tra Yuma e Mehriban l'hanno fatto riflettere molto e pensa che nessuno delle due donne cambierà, poi se ne va col timore di perdere l'aereo. Yuma incontra Mirra e Leila e viene a sapere che Aziz se n'è andato. Lei è contenta per aver contribuito a far rompere l'ex marito con l'antica rivale. Intanto in auto Sanem e Jeanne discutono. Lui è contrariato dal comportamento di lei che non comprende del tutto. Sanem torna a casa e Mehriban si sfoga e piange con lei. Arriva Selim, l'amico d'infanzia di Yuma, ma anche ex patrigno della stessa Mehriban, che già al corrente di tutto la consola. Lei è sconvolta per aver perso l'amore della sua vita per la seconda volta. Sanem lo sente parlare spagnolo, gli chiede se sa parlare pure l'inglese ed esterna la sua idea. Vorrebbe fargli personificare Arturo Capello e corre via per parlarne con Jeanne. JJ torna a casa da Muso e gli dice che rimarrà lì finché non troverà un po' di soldi. L'amico gli ha preparato la pasta. Alla sera Sanem dorme e Jeanne la sveglia giocando con un fiore bianco per ringraziarla di aver risolto il problema del fantomatico regista. Lui la riempie di complimenti e lei è al settimo cielo. L'indomani in agenzia viene presentato Arturo Capello, ovvero Selim travestito, che dovrà parlare in inglese e spagnolo. Arrivano Aja e il padre e Jeanne li invita nel suo ufficio. Durante la conversazione Arturo Capello sottolinea di essere un artista, ma il cliente reagisce risentito e Capello passa agli improveri urlando. Asim non vuole più lavorare con lui, dice che l'accordo sulla crema rimane ma non quello sullo spot pubblicitario. Interviene Aja, che afferma che si riservano di prendere in considerazione le offerte di altre agenzie. Lei sapeva tutto sin dall'inizio ed era a conoscenza che Arturo Capello non esisteva, ma ama lavorare con persone coraggiose e ha concesso loro una possibilità, anche perché sono una buona compagnia. Jeanne e Sanem si ritrovano nuovamente sugli scogli a discutere. Jeanne le chiede cosa stia facendo, riferendosi ai suoi momenti di gelosia e a quelli di freddezza nei suoi confronti, e lei gli dice se la cosa sia così importante. Lei è interdetta per le parole che ha sentito da Jeanne mentre parlava con suo padre Aziz. Così gli dice di non cercarla più, tanto ha detto al padre che i suoi sentimenti per lei sono stati cancellati dal suo cuore. Lui vuole che lei ascolti, ma lei non è d'accordo perché crede che non cambierà nulla. Sanem, infatti, non si capacita di come il suo amore per lei si sia volatilizzato in così poco tempo. Lei è stata in un ospedale psichiatrico, le hanno riempito il cuore, la testa e l'anima di medicine, ma il suo amore per lui è tatuato sul suo cuore e lei non riesce proprio a liberarsene.
Quindi Sanem se ne va sconvolta, mentre Jeanne rimane a guardarla scosso e provato. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!